Alors, oggi abbiamo parlato di genealogia come va. Allora, adesso cambiamo un po' la conferenza, perché prima volevo passare tutti i documenti nella città di Ajaccio, ma li conoscete tutti. Donc, abbiamo parlato un po' di genealogia nella Ajaccio, i documenti che c'è, e dopo vi daremo un'informazione che potremo trovare sul nuovo sito di Corsica Genealogia, come si può andare nelle informazioni e tutte le cose che c'erano sul sito. Allora, abbiamo parlato oggi, abbiamo cominciato a rappelare un po' ciò che è la genealogia, dopo i documenti, generalità, particolarità della Corsica, dopo una partita importante nella particolarità di ricerca in Corsica, ciò che abbiamo chiamato complicazioni di ricerca in Corsica sono difficoltà, e dopo abbiamo parlato di famiglie italiane, andremo in un sito per avere qualche famiglia conosciuta in Cina. Allora, la genealogia tutto il mondo conosce, ma abbiamo messo lo zitelle, hanno due parenti, un babbo e una mamma. Dopo c'è 4 iniziali, 2 iniziali, 2 minani e 4 arci-iniziali, arci-minani. Allora, sul zitelle, da una parte, uso arci-iniziali e uso ADN, perché uso ADN è a metà dell'uso ADN di babbo e a metà dell'ADN di mamma. E l'ADN di mamma è a metà dell'ADN del suo babbo e della sua mamma. Donc, sul zitelle, da un quarto dell'ADN del suo iniziale. E quando chiudiamo, troviamo la gente che hanno conosciuto tra gli anziani, che hanno conosciuto la guerra del 14, Napoleone, Pasquale Paolo, San Piero Corse, e poi ricordare. Allora, in corsa, all'inizio qui, è l'anno 800, si chiama Ugo Colonna, perché ricordare più altro che Ugo Colonna, a mio avviso, è veramente difficile. Per ricordare Ugo Colonna, c'è da essere un discendente di 5 famiglie di segnatori cinarchesi, Bozzi, Ornano, Lecca, Colonna e della Rocca. Allora, qui Pietro, Pasquale Paolo, all'epoca di Pasquale Paolo, avete tutto quasi più di 1000 antenati. Perché Pietro un zitello che è qui, e con 10 generazioni non te e beh, giunite quasi verso Pasquale Paolo, tra San Piero Corse e Pasquale Paolo. Allora, e qui che spiega che tutte le famiglie a Iacin sono apparentate, perché qui a Iacin, quanti anni? Quando è stato fondato Iacin? 1492. Wow. 1492. Faccio che tutte le famiglie a Iacin sono apparentate, perché non sono mica apparentate. Qui c'è i minori, c'era state 9.000 persone in Ajaccio 3 o 400 anni fa, non c'era mica. Allora, la genealogia, bon, comme a dit Claude Lévi-Strauss, c'est au fond se chercher soi-même, qui suis-je, quels sont les ancêtres qui m'ont fait tel que je suis. Pourquoi il a dit ça? Parce que a color di vostri capelli, o vostro capo, utilizzi di vostri anziani. Può essere a color di vostri capelli e a color dei capelli di vostro iniziale, di vostro arci-iniziale e altre proprietà. Et puis, un autre qui a dit, c'est un certain Fedel, il a dit que la généalogie, c'est la seule science dont s'occupent les Corses. Pourquoi? C'est en effet sur cette science que repose de temps immémorial dans leur île la sûreté des personnes et des propriétés. Chassin, il sait combien il a de parents mâles jusqu'au 4e degré, même au-delà. Andate fuori e domandate a un zitello, come si chiama il tuo iniziale? Certo una zanimica. Allora, la genealogia infatti è la ricerca della storia dei nostri antenati. Allora, pigliamo su coppia. Come cercare? A cercare prima casato. Uno a nascita, o battesimo, o paese, o mistero, a morte, a sepoltura.
paridone a cercare le stesse informazioni, un mestiere, quando è passata in tempi fa non ce n'era che uno, patrone della casa, altrimenti dopo sono venute il mestiere a uomo. E dopo a cercare un matrimonio, un luogo e a date e tutti i titoli che un coppia può avere. Allora, come si fa la genealogia? Si fa la genealogia e a ricerca di documenti nella storia di nostra antenati. Questi documenti sono chiamati source. Addirittura un nome francese perché lo trovate in tutta la letteratura, si chiama source. Allora, chi troviamo come source in Corsica? I registri paroissiali, i registri dello Stato civile, i stati delle anime, i licenze, i CEP, i dispensi di consanguinità, l'archivio genovese e la ricerca da altri cercatori o siti internet. Allora, i registri paroissiali, o più anziani dei registri paroissiali in Corsica, è un frammento di registro di battesimi di Bastiglia dell'anno 1548. Ma ciò a sapere che l'enregistramento di matrimoni e di battesimi è stato obbligato dopo l'anno 1163 al Consiglio di Trento. E dopo stanotte troviamo i primi registri 10 anni dopo in Castellare di Casinti. I primi registri da Iaci cominciano l'anno 1612 e dopo troveremo Sartè, in Ampazza, in Bonifacio, etc. Ma come sono tutti in francese, sono un certo Chardon che ha detto il ne c'è aucun registre dans les paroisses de la ville ou des campagnes de Sétine. Allora, tu hai soluzioni, o era tonto o ha forzato non ta mirta, non so come. Ma a partire da tutto questo c'è un'esplicazione. Nel tutto il continente, dopo Luigi XIV, tutti i registri erano stati tenuti in doppio e in corso non c'era un esemplare. Donc, quando è andato a avere il governatore genovese, ha domandato a titolare il registro, non ce n'era mica. Donc, ha detto come un genemico in un politico, in indietro, non faccio niente, sono in paese, non sono mica in città, ha detto non n'y a aucun registre. Et donc c'est pour ça qu'en 1770, il y a eu un édit royal pour la tenue des registres baptême et mariage dans l'île de Corse, et qui a imposé la tenue des registres en double, qui était coté et paraphé par le juge royal. Le premier qui était destiné au juge royal et le second conservé dans la paroisse. Alors, chi troviamo i registri paroissiali? Troviamo i matrimoni. Allora, troviamo i matrimoni in Campile, troviamo i matrimoni in Aiaci. Allora, i matrimoni sono differenti tra i paesi e le città. In città troverete i nomi di famiglie, qui i casati sono scritti, trovate la famiglia Bastelica e a moglie è stata dalla famiglia Foglini. Qui nei paesi la gente sono chiamata Francesco di Antonio e Maria di Giovanni. E oltre di genealogisti, adesso di ritrovare i casati di queste persone. Allora, i battesimi sono gli stessi, pigliate dopo qui il battesimo di Napoleone Bonaparte, che è stato battezzato un anno dopo a sua nascita, e questo è un battesimo in per e un cemiche casato. Allora, i foto non sono mica veri. E dopo trovate gli stessi per le sepolture, in Aiaci ci sono i nomi e in Zaro la Carcopina non ce n'è più mica. Trovate a morto di, come si chiama? Oh. Allora, dopo lo Stato civile. Lo Stato civile è stato creato dopo la Rivoluzione francese, il 8 settembre 1792. Allora, il registro era tenuto per i preti, ma per l'ufficiale dello Stato civile, un maire, due registri, uno per la mairie, uno per il tribunale, e creazione di tavoli annuali e decennali. Una tavola annuale, tutti i lati dell'anno sono ripartiti e un tavolo decennale per una periodo di 10 anni. Ma non si è mica passata così. In corso sul decreto non è mica stato capito. E c'è stato il Royaume Anglo-Corse che ha fatto una panifica, la gente non sa più qual era il capo.
era francese, era inglese, era Paolo, facci che lo Stato civile ha cominciato nel 1798, l'anno della rivoluzione francese, ha avuto difficoltà. E il tavolo decennale in corso comincia nel 1803, l'anno 11 della rivoluzione. E i registri sono tenuti in Toscana, il passaggio francese si è fatto dal museo in Ajaccio. Nel 1798 i registri sono tenuti in francese, sino nel 1850 troverete qualche comune o nel 1850 i registri sono sempre scritti in toscano. Allora, qui un matrimonio in Ajaccio, bon, si verifica tanto che è passato all'estero, questa è una nascita e quindi cominciate a avere ce che chiamiamo menzione marginale. Una menzione marginale è scritta accanto all'atto di battesimo, e si potete trovare a morte, un matrimonio, i divorzi, eccetera, eccetera. E dopo trovate una morte in Ajaccio. Allora, i morti in Ajaccio di tanto in tanto c'è un babbo che è indicato, la mamma che è indicata e qualche altro non c'è niente. Trovate è morto Monsieur XY, è morto da 40 anni e il babbo e la mamma non ci sono mica. Allora, dopo trovate chi? Stato dell'anima. Le stati dell'anima erano fatte per i preti, passavano di casa in casa e dicevano in questa casa c'è la famiglia Carbone che sta in questa casa. In questa famiglia Carbone c'è un babbo che si chiama Francesco, un zitello che si chiama Antonio, la moglie che si chiama Margherita, eccetera, eccetera. E qui, per esempio, trovate in Ajaccio nel 1756, qui avete la famiglia Carbone, vedovo, in cui sono figliolo Rocco, Nicolo, Stefano, a Camilla, non sappiamo se un zitello o una zitella, e Felice Ovidio. Dopo avete la famiglia Fiorella, in cui la moglie, Polonia, la Polonia. Voilà. Allora, il licenze è un'operazione amministrativa per contare la popolazione di una città. Allora, c'è 3 licenze in corso che sono le più importanti per i genealogisti. Il primo, on chiamiamo il 1769-1770. Allora, certi piedi sono scarsi, notamment a Gravone e Oviumur. Dopo, allora, un recensamento di 1770 in Ajaccio, trovare si presenta dalla maniera, si presenta così, ci sono i capi di famiglia, il babbo e mamma, dopo ci sono i zitelli, i maschi, i femmine e dopo avete le vova scoscioni, i porchi, eccetera. Donc qui trovate la famiglia di Napoleon, Carlo Bonaparte, le tizi, Napoleon non ha, in cui tutti altri fratelli o i suoi fratelli Giuseppe e dopo i servi. Dopo 1786 concerne il Sismonte e la regione di Bonifacio, donc qui on est par unique, e dopo troviamo 1818. 1818 è stato fatto per i mer e troviamo per la prima volta in certi luoghi i casati di sposi. Allora, in Ajaccio si presenta dalla maniera così, scritto in francese, donc tra les familles, l'âge, la profession, et ensuite vous trouvez des enfants, garçons et filles, sans les prénoms, malheureusement. Alors, qui est più recente, qui est intéressant per trovare dove sta le famiglie. Qui avete il boulevard du Roi Jérôme, di memoria, e trovate famiglie che nel 1861 avevano la sua casa nel boulevard du Roi Jérôme. E questo è veramente importante per Monsieur Gentile, quando faccio i libri in anti-famiglie patricienne, un libro che è stato trovato all'esposizione alla Maison Bonaparte, perché per trovare le famiglie dove stanno, se hanno comprato a casa, una vecchia casa familiare, ci utilizziamo souvent le licenze. Allora, i CEP, e a memoria del nostro popolo, troviamo tutti i CEP, troviamo i contratti di matrimonio, dopo i quittanze di dot, se quando c'è una moglie portava qualcosa per si maritare, certamente non trovava un marito, non già portava i terreni, i soldi, i porchi, eccetera. Altrimenti, allora,
un contratto di matrimonio in corso comincia sempre per la frase amicizia e parentela. Quando tu hai un documento con amicizia e parentela, è un contratto di matrimonio. E qui è un contratto di matrimonio fra un certo Carbone, Camille Carbone, e di l'altro un certain Augustin Hilary. Voilà. Alors, un contratto di matrimonio non è che è fatto con due sposi, è fatto con il babbo, il fratello dello sposo, e il fratello, il figlio, il babbo della sposa. Tutto il mondo dice, così avete figliolette, da una parte per mese di Camille sua sorella. Donc, è il fratello che fa il contratto di matrimonio, non è mica la sposa. Allora, la Corsica cristiana. Abbiamo parlato un po' della Corsica cristiana. 649, la Gazzetta del Concilio di Latran conta che c'era un vescovo d'Aiace, un vescovo d'Aleria, di Nebbio, di Mariano e di Sagone. In 1133, un bastante circa un vat H e qui, un giugo più diocese che qui. Bon, in 1116 Bonifazio ha detto, non so come abbiamo un vescovo d'Aiace, ad andare verso il vescovo di Genova e Reggio. Donc sono partite sotto la dominazione del vescovo di Genova. In 1163 hanno detto un dossier d'accia basta. Troppo giù, hanno inglobato anche Mariano. Nel 1790 hanno cacciato tutti i diocesi e hanno creato un diocese di Corsa di Rennes Bastiglia. Nel 1801, non so come, non te l'influenza di qui, hanno detto no, non può mica essere in Bastiglia da Rennes in Ajaccio. Là un uomo che è nato mica lontano di qui, un certo Napoleone, ha detto no, aveva anche usato sì. Perché era veramente il cardinale Fesch, non era mica d'accordo che il diocese fosse in Bastiglia. Allora, che troviamo dans i documenti di Aish? Troviamo i dispensi di consigli di divinità, che è un accordo di vescovo per matrimonio tra cugini. Allora, qui tutto il mondo la conosce, è già passato all'est. Troverete un piccolo arco genealogico in cui i sposi qui, e dopo tu hai il babbo, il missia, l'archimisia e l'archiarchimisia. Allora, sono veramente interessanti questi documenti per qui. Per questi documenti di 1756, e qui abbiamo i sposi con tutta 25 anni. Donc, i sposi sono nati nel 1730, il babbo nel 1700, questo nel 1660. 1640, questo sono nati tra l'anno 1600. Donc, avete due persone, siete cudate quasi 150 anni a un buon documento. E qui, figliolette, non c'è che mascio. C'è Gio Batte, Gio Antonio, Giacomo Santo, Gio Matteo e Guido Fucci. Qui c'è Stefano, c'è Gio Antonio e Antonio. Qui non avete che mascio, non avete che mascio. Se tu avete casato di zitelli di Zuccoppia, e avete dato un nome a tutti questi e un nome a questo. E a zitelli, a moglie e un marito hanno la stessa casata. Allora in Ajaccio ci sono 14 dispense, qui ci sono i nomi, donc qui è una dispensa che concerne, non c'è mica il nome, e Batte di Stefano e Maria Condamo Pasquale, qui tagliare di Batte, Stefano Batte, Domenico, Angela, Pasquale e Maria. Donc qui vi mettete, qui ti riconoscete da un nome iniziale, ad ogni colpa. Batte, Stefano, e da non si dice che si chiama Stefano. E la famiglia Ricopisti. Allora, i dispensi di consanguinità sono anni differenti tra i 3 e i 5 diocesi. O più Ajaccio, non è mica tanto, 10 anni. Aleri con Cupello, 7 anni. Ma figliolette Mariana, 200 anni. Le Nebbio, 150 anni. Sagone, 200 anni. Questi sono i tre più ricchi
ma ciò andava a legge, tutti i dispensi, perché non sono mica classati per comune, c'è un vrac, trovate un colpo, una dispensa di pastiglie, dopo c'è una dispensa di corte, dopo c'è una dispensa di Uca Corse, eccetera. Allora, a Corsica Genovese. A Corsica Genovese, cioè sapere, cioè conoscere l'organizzazione per andare i documenti. A Corsica Genovese, c'est 609 pieds, mon pied c'est un canton. Pour les gens qui savent, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça ressemble à un canton. Et c'era 10 giurisdizioni. C'era o Capocors, Algaiol, Cal, Vic, Aiac, Sarthe, Aleri, Corte, Bastille. E c'era anche l'électron libre. Alors, il primo era l'Istria. E Boniface, scusate. Il primo era l'Istria. Un colpo in cui Sarthe e un colpo in cui Aiac. Dopo c'era i tre piedi di Capocors, qui, che era un colpo in cui Bastille e un colpo in cui Capocors. Dipendeva di qui, con le usignador. E dopo, qui, a Pierre era chiamato a Capelli di Per. E quando ti pliete a giurisdizione da Iac, come Pierre, a Cinac, a Mezzana, o Cela, o Cavo, o Tala, o Lornana, a Capelli di Per e a Pierre di Istria, Petrete, Moca, eccetera, che un colpo in Coiac, un colpo in Cusarte. È importante di conoscere l'organizzazione della Corsa Genovese, perché quando andate i documenti che sono conservati in Genova, la prima cosa che avete è la giurisdizione. Donc, quando trovate i documenti nella giurisdizione di Sarthe, non cercate mica i documenti nella Genac. Allora, ti troviamo in Italia, che sono i documenti di imposto. Allora, o primo, Casamaccio o il ce n'è dappertutto. Non è Aiac, il primo che è 1726 e 1728. Allora, qui non c'è mica tante informazioni perché sono presentato Francesco Di Marchi, la taglia, qualche volta diciamo le titelle, ma un nemico più ricco. Figurate qui, avete a moglie o capo di famiglia, ma bon. Ci sono i nomi, trovate Angelo Di Pietro Calcatoggi, eccetera. Ciò andava giù là, trovate la vostra casata. Dopo trovate 1789. E che interessante qui, perché ci sono strade. Potete ritrovare i casate, i famiglie, qui avete verso la cattedrale e trovate tutte le famiglie che stanno verso la cattedrale. E quando chiudete, avete dopo 1675, allora qui gli stessi, avete un carruggio di, allora tu andare a vedere i documenti, ma trovate tutti i carruggi della città d'Aiac, anche tutte le famiglie stanno qui, ci sono andare a vedere uno per uno. E dopo avete 1683, e qui sono gli stessi. Qui avete i famiglie Giacomo Zigliano, Michele Bastelica, Pietro quando Delfino, suo fratello, figurati, lui uno si chiama Bastelica con l'altro nome. E dopo avete, figurati il nome e dopo capiscerete come sono venuti il nome. Zicasati, scusate. Allora, dopo avete a taglio del 1664 e è di nuovo, è fatto per Caruggi. Donc, avete tutti i carruggi della città e trovate i famiglie che stanno in Caruggi. Allora, dopo, il più anziano documento, uno dei più anziani documenti che abbiamo trovato a Corsica, a nostra Corsica, a Reggio Aiaci, sono tutti i luoghi dove c'è abitanti in 1489. Donc, c'est les villages qui existaient à New York, au Québec, on le dit pour notre ami canadien. E qui trovate verso a Radio Nadiacin, trovate un nome ben conosciuto. Pozzo di Bocca. Era un luogo, donc qui e a Ruggio d'Aiac, trovate lo Poggio, Pozzo di Bocca, Lata, Piet, etc. Alors, qui troviamo di nuovo
come altri documenti dell'Archivio di Stato di Genova, troviamo una successione colonna tornana, non ti signori di Cugnocoli e sulla Garola. Dopo troviamo un documento dell'antifamiglia Giacin, questo è un documento che concerne tutti i famiglie Giacin, e ci sono i famiglie, troviamo i beni, e la gente dice famiglie di Basterica, famiglie di Genova, eccetera, ancora qualche commentario. E dopo ne troviamo un altro, questo è scritto in francese, e trovate informazioni in qualche famiglia, le più importanti famiglie adiacenti, tipo una parte di Bacciocchi, Benelli, da memoria ci sono i Reco, certi sono famiglie di pescatori, altri sono famiglie di marchanti, eccetera. Allora dopo troviamo i registri matricoli. Il registro matricule, conoscete la strada François Saline? Poi conosce la strada François Saline? In Aiaccio? Ouais, il y a un boulevard. E qual era François Saline? È un tipo che è morto durante la guerra di 14. E un giorno ci ho all'idea di acquisto, perché ha cominciato, prima di andare alla guerra, ha fatto prigione. E è andato in prigione, prima della guerra è stato desertore. È stato condannato e dopo ci ho all'idea tutte le citazioni che ha avuto durante la guerra di 14-18. E dopo è stato tombo prima della guerra e hanno dato usò una stretta perché usò Ratel era il presidente della chambre della CCI, della chambre de commerce. Ma bon, quando ci andavano tutti d'archivo, poi la fiche matricule e dice che c'è è veramente un piacere. Allora dopo c'è la Legion d'Honneur, in Aiaccio c'è 468 aiacini che sono su questa base della Legion d'Honneur. E i più anziani sono Re Stefano, un certo De Jean Giuseppe Vincente, Bertolozzi Giobat, Baccio Cador, questi conosciuti, e Fiorello Pasquale di noi. Questi sono tutti i più anziani che hanno avuto la Legion d'Onore e quindi i primi l'hanno avuto ancora prima promozione. Allora dopo che volevamo trovare come altre risorse, le liste elettorali, successioni, i riporti di giudizi del tribunale, ce n'è massa. Allora, altre risorse, troviamo altri cercatori. Allora, il primo genealogista corso si chiama Giovanni della Rosa e qui troviamo la genealogia di signori cinarchesi. Allora, qualche volta c'è qualche allineamento un po' come si dice il buon Dio, perché ci sono maschi che sono morti a 100 anni e che hanno avuto citare a 80 anni, o allora che hanno avuto citare a 15 anni. Ma boh, penso che c'era un video tra i due e un video è morto giovanotto. Non è mai stato il signore, non ha mai avuto castello e è stato perso dalle gambe dell'histoire, come on dit. Donc troverete in certi libri nella genealogia in corso. Dopo, i siti web. Allora, il primo sito web è la collettività di Corsica. Ora marcia poco presto, perché è stato quanti 6 mesi senza, o 4 mesi senza un sito internet. Ci sono altri siti d'archivo e enfin c'è Memoria des Hommes per tutti i risultati che sono morti alla guerra di 14. Dopo c'è un sito di Corsica Genealogia, vi daremo dopo ciò che c'è a Nantes, ma potete trovare più di 25.000 foto che sono fatte all'Archivio di Stato di Genova, trovate i registri paroissiali principalmente di Upimont e i registri di Stato civile di Upimont, qualche cepe di Corsica di Sismonte, perché ci sono un amico che ha trovato 7 ceppi verso Marignano, Vico, e l'auto-Antoine, ha cominciato a lavorare a Nantes e le foto sono tutte. Dopo troviamo i dispensi di consanguinità di Mariano, di Nebbi e d'Alier. Altrimenti trovate i siti di cercatori, potete andare in curiosità a famiglia Casalonga, a famiglia Colonnadis, Rappier di Sevidentro, sito del nostro amico Antonio Versin, e il paese di Pianelli Taglier,
dopo il siti commerciali, filae, geniale, etc. Alors, la particularité di certi corsi che ce ne due. La prima è l'assenza di casate nel 1780 e la scrittura fluttuante di casate. Alors, i casate in preside a Iaci, Bastiglia, troviamo i casati tra 1730 e 1700. Per un paese come Basterica, in origine del 1770 non c'è manco una casata. C'è 1300 anni c'è manco una casata. Gli stessi in Santa Maria, gli stessi in Grosseto, in Santa Maria ce n'è uno, in Grosseto ce n'è due. E in maniera di riconoscere gli enti era un nome da persona e un nome d'usoba. Dicevo Giovanni di Santo, scrive qualcosa, Antonio quando è andato, quando c'è divo di Cubab, era in via quando è scritto là, e quando c'era condannato era morto. Allora, l'origine di casati in presidi in Aiaci è tre origini, la prima è il paese. La gente che si chiama Apiete, Basterica, Per, Olmete, Pozzotibor, Cisco, Pruni, e perché un uomo di questo paese è venuto e si è posato in Aiaci. E quando è andato a vedere un prete per maritarsi, il prete ha detto, come ti chiami? La so come tu l'hai. Di Pruni, di Bocugna. E un mariage di Francesco di Bocugna con Buona Maria di Tagli. E quando è nato il primo cittadino, tutti esaltati, il cittadino si chiama Bocugna, si chiama a Olmeda, a Peri, a Basterica, eccetera. Dopo ci sono tre altri famiglie che sono di Genova, da Liguria, in Italia, la più conosciuta è la famiglia Bonaparte, che sono di Sassari. C'è Ribacioc, di Cuneo, di Sant'André, che è una città di Liguria, e tanti altri. Après, tu as i greci, Stefano, poi di Exiga, Svizzera, una famiglia che si chiama Neyer, o Fesch, e dopo ci sono tutte le famiglie francesi. La più anziana e come si chiama? La famiglia di Mondofan, chiamata, ho scritto Monte Dolfini, Dauphiné, Roux si chiama, Roux, è una delle prime famiglie che si è installata in Aiaci. Après l'origine di casati nel paese e prima è un nome di un antenato. Allora, Chitaremo come nome di un antenato, un pacchetto. Ettore di Ettore, Flore di Florio, Giordano di Giordano, Padovano di Antonio Padovano, che era Saint-Antoine de Padoue. Dopo Federici, Peretti, Mattei, Mariani, allora Minicone è una contrazione di Gio Domenico. Dopo Loi, Ottavi, eccetera. Dopo loro, come loro Frassati, Folage, Canavage, Saline, Sorbet, Piazzole, Salas, Celi, quartier, tertiaire di un paese. C'è un tertiere di Bocugna, Salas che è un tertiere di Per, come loro di noi Zuccarelli. Zuccarelli è un piccolo luogo che si allontana di Mercurio. E dopo un cognome, allora, il più conosciuto è Mancino, perché in corso di tutti i Mancini non sono mica Mancini. Alors pour ceux qui comprennent, ça veut dire que tous les Mancini ne sont pas gauchers. Et après, tu as été Capineri, Farinacci, Ross e un pacchetto. Allora, la scrittura fluttuante di casata, tra un tempo, certi casati, la scrittura scambiata. Perché sono tutti i nomi che finiscono per io. Perché facevo due i quando trovo a più e dopo un'emissione greca. Allora, tu hai Ottavio, Marsili, Mar, Giudice l'hanno scambiato, perché giudice viene di giudice, GU. E un giorno un tipo ha pigliato il colpo a scuola, perché lui dit, ça s'écrit GUI, pas GU, e l'officier d'état civile ha scritto giudice, il giudice è stato. Dopo c'è Tor e Tor, in Aiaci c'è la famiglia siciliana,
prima si chiamava siciliano con sé, e un colpo di tanto in tanto scriveva siciliano con sé, e dopo ce n'è due fratelli, uno si marita, da un oese e l'altro da un sé. E dopo tu avete la famiglia Xiga, in un momento si è chiamata Xinga. Allora, dopo le complicazioni, l'alternanza di registri paroissiali, a periodo anera, 1792-1802 e a condizione degli archivi di Sismond. Allora, c'è un pacchetto di comuni, a Pita, Bitrice, Grosseto, Gorgole, Santa Maria Zicheo, Baracon, non c'è più registro parrocciale, Nantes o 1762, sono stati persi. Allora, per fare ricerche, ci ho trovato con i licenze, i dispensi, l'Italia e i CEP, ma pieno di genealogisti, perché c'è difficoltà di trovare antenati nati prima del 1700. Donc, non c'è una soluzione, c'è un notaio in comune che ha lavorato tra 2 o 3 generazioni nel comune, ma non ne conosce che uno e Bitrice. Dopo c'è a periodo nera, come si dice, perché i registri paroissiali tra il 1792 e il 1810 sono spariti. Allora, certi dicono che un giorno c'è un vescovo che ha detto potete mettere tutti i registri in aiaccio. I preti che hanno detto, il chef ha detto, portami tutto. Dopo c'è un altro vescovo che ha detto, i documenti, ci piglia troppo piazza, mettete tutti in cantina. Il prete, l'arcivista, mettete tutti in cantina. E come all'epoca il vescovo stava andando a faccia la cittadella, il secours cattolico, quando l'hanno messo in cantina, dopo quando si è rivenuto, non c'era più registro, non c'era un bouillon di cultura, è venuto l'acqua, è venuto i topi, è venuto tutto. Donc, e come lo Stato civile comincia verso l'anno 6, questa periodo si chiama periodo nera della genealogia gotica perché c'è veramente difficoltà per trovare nascita, matrimonio e morte tra questi 2 anni. E massi famiglie, un po' nemica a ricordare perché sono bloccate durante la periodo nera. Quando non avete più documenti, se non trovate il concept per trovare un contratto di matrimonio, non potete più curare. Allora, se dire un prénom, un nome, non è mica conosciuto, trovate una città che si chiama Polonia, non ce n'è che uno in un paese, quasi siete sicuri che ha buono. Ma quando si chiama Angela Maria, o che si chiama Maria Catarina, c'è un pacchetto di Angela Maria e Maria Catarina. E dopo c'è la collezione dell'archivio di Sismond, perché la collezione dell'archivio di Sismond è incompleta. Il tribunale di Bastiglia nel 1843 è stato bombardato, donc c'è stato un fuoco e tutti i registri sono partiti in fusi. Donc, per fare ricerche ci andai in Meria. In Sismond ci sono certe Merie e a parte un giorno tutti i 15 ore. E la segretaria non può mai fare ricerche, quando ci avete Monsieur Flora, tu vas fare qualcosa per voi, ma sono come che c'è un biglietto a fare, ci sono i papieri a fare, c'è dei permessi a fare. Bon. E certe merie non trovano più il registro. Cioè, non so come non ne so. Allora, certe sono state bruciate per un mero battuto. Quando è stato battuto, mi ha piegato tutti i registri e ha avuto. Dopo, all'epoca, nel paese giù, a Meria, era una casa di un mare. E quando è stato battuto, dice tutto ciò che c'è in casa è me, non voleva più dare i documenti. Allora, un esempio di ricerca, dopo mandare l'entusiasmo, allora c'è 2 tipi di ricerca, c'è l'ascendenza e dopo c'è la discendenza. Allora l'ascendenza è partita da un nome e cercate il suo babbo, iniziare, eccetera, eccetera. E per trovare i discendenti, più anziani di un paese, più adoppiati i valori di sorelle, e un certo santo, e dopo trovate i 4729 discendenti di 60 flotti che
chiamata Santo Flore di Cicasoli. Alors, Amanda non tout zit, va faire un peu comme si pour faire pas trop, non tout zit. Alors, hop. On va attendre que la technique. Alors, déjà vous arrivez sur. Alors, vous voulez que je le fasse en Corse, continue en Corse ou vous préférez en français? En français. Ah, Stéphane, più souvent in francese. Fate un passe bene tra i due. Bon, alors, quand vous allez sur le site, vous allez arriver déjà, vous avez des informations générales. Bon, c'est là, la première chose que vous pouvez faire, c'est, voyez ici, vous pouvez voir tous les noms de famille qu'on a. C'est-à-dire que ici, c'est du tranquille. Là, vous voyez, par exemple, trovate tutti i nomi, tutti i casati che è in base. Allora, un nome portato in corte è XX. So, la gente che è un nemico trovato a casa. E qui, dans i documenti, tutti i paesi che hanno arrivato, un nome che troviamo in testa è Pietro, il secondo è Matteo e il terzo è Casanova. Ma se voi potete andare in un paese, potete cercare qui i casati cominciando per un F, un G. E dopo potete fare di nuovo una ricerca per un arbore particolare. Per esempio, potete pigliare Iaci, potete pigliare un paese come Maurice. Allora, potete pigliare un paese, potete a Bocognano, per esempio. A mandare a fare Bocognano. E là troviamo il marcaggio dopo Minicone e dopo Giacomone. E qui avete tutti i nomi che possiamo trovare, tutti i casati che possiamo trovare in un paese. E dopo potete andare in un nome e qui avete tutti i marcaggi che sono a base a fare Bocognano. Allora, se andiamo in Ajaccio, per esempio, on va cercare Ajaccio. Alors, et là, qui, tu as un îlot. Alors, Ajaccio. Après, l'îlot. Alors, on a ricerca. Per esempio, on a cominciato, per vigilare, possiamo trovare la genealogia, non so come, di Tino Rossi. No? Allez, hein? Alors, on va regarder ce qu'il a là. So come. Donc là, andiamo também. Ah, tiens, un certo Constantin di Tilo. Ah, pois, hein? On va le voir, hein? Ah, alors, troviamo a sua fiche, chi c'è nella fiche? C'è a sua casata, il suo cognome, a sua nascita, sex, professione, contador, le stesse. E dopo trovate informazioni, il babbo, o babbo, a mamma, a sua famiglia, è stato maritato 2 volte, donc una volta in Toulon e una volta, non so come, mi pare in Parigi. Allora, dopo, a Mandare, troviamo l'intinato. Allora, qui, andiamo, e là, qui, alors, potete trovare, alors, c'è maniera di vigilare. Possiamo vigilare di maniera verticale. Dopo,
così è più interessante. Qui avete un papà che si chiama Dominique Laurent e a sua mamma Guyenne Eugénie, dopo c'era Omissia, Guyenne Joseph Antoine e Canavage Isabelle. Donc quand on est à Nantes, e avete l'informazione che è nata in Frasset, anche un atto di notorietà, sapete ciò che è un atto di notorietà? Quando in Cité un amico dichiara lo stato civile, andava ai giudici che faceva un atto, si chiamava un atto di notorietà, che diceva su Cité è nato vers 1845 in Frasset, di e di. Allora qualche volta ci sono storie. Qualche volta trovate atti di notorietà o a Cité è nato 3 anni dopo la morte di Zubao. Perché non è mica fatto attenzione. Il babbo è morto in 42 e hanno detto che la Cité è nata in 45. Bon, questi sono sartinesi, erano obbligati perché altrimenti la mariée n'était pas assez jolie. C'est-à-dire qu'elle était trop âgée peut-être pour le mari, donc il fallait la rajeunir un peu. Alors, là par exemple, si on revient, on peut faire 4 générations, mais on peut monter jusqu'à 8. C'est-à-dire que si vous cliquez là vous redescendez, vous avez les 8 générations, vous redescendez à Tinoros, vous avez 8 générations, autogénération 91. Alors, vous pouvez être présenté à Cousi, vous pouvez être texte, enfin, vous pouvez être dans la route d'ascendance, si vous voulez. Oui, dipende de ce que vous voulez par la présentation. Et donc, pour les par exemple, vous voulez andare a Casanova Simone, vous avez l'information dans tout ce temps. Si vous voulez être figliula, se siete parenti anche un nostro amico Tino Ross, avete avuto 7 cittadini. Alors, si vous faites 17 cités, vous êtes apparenté en Tino Ross. Vous pouvez y voir une recherche de parenté, c'est-à-dire que vous faites parenté, et là, vous mettez un autre nom, par exemple, qui pas cercare, et vous dites que vous êtes parenti en Tino Ross. Alors, dopo, chi volete come nome? Ma cerca una discendenza. Chi volete? Begnini. No, per esempio Begnini, Giovanni. No, cerchiamo. Là avete Begnini Giovanni 1550. Ah, non di là. Alors qui avete un certo Begnini Giovanni che è nato nel 1150, che è nato in un'era con Basilica, on s'appelle Mimi, da 3 città, Michelangelo, Giobate e Ariode. E qui vogliamo cercare la discendenza. Allora, c'è una maniera di presentare così, là abbiamo fatto 4, potete andare sino 12, donc qui potete arrivare e avete tutte le informazioni dans les 4. Et donc vous pouvez y voir di nuovo en format registre. C'est-à-dire qu'en format registre si presenti così, di generazione in cui il matrimonio è citato. Non avete che quando hanno così, non c'è che a mettere il vostro nome a vostra casata e dopo figurate l'informazione. E là qui avete tutti i siti in cui nascita 3 generazioni, qui mi sono piantato a 4 e posso fare lo stesso documento andando più lontano. Ha già pigliato per esempio 10 generazioni. Hop. E qui hop, è ripartito, ha calcolato e ora ha fatto 10 generazioni. E qui voi figurate 10 generazioni, la gente, voi per esempio ci sono 1844. Donc qui avete tutte le informazioni che abbiamo trovato che fate grazie al lavoro di tutti i membri di Corsica Genealogie, Jeanne, Geneviève, Dominique, Catherine, Anne, j'en passe des meilleurs, notre ami Antoine Vertine, etc., che hanno dato l'informazione per fare sul sito. Dopo, alors, troverete une fiche di persone a Maricuda.
Qui, par exemple, ci pigliamo, per esempio, venire qui ci sono Bélier Matteo, donc lui, au matrimonio, à sa profession, era capitano. Son père, c'était alors un maestro, era un uomo che aveva una professione manuale e che era un piccolo entrepreneur, on va dire. Et in corso trovato il maestro bancalare, il maestro muratore, il maestro ferro, il maestro sartor e il maestro scarpa. E quando era pescatore, quindi che era proprietario della sua barca di pesca, era chiamato come un ministro prima per Ilari, era chiamato patrono. Quando il figlio con un atto di notaio gli c'è marcato padrone Francesco Ilari, era un pescatore che era il proprietario della sua barca di pesca. E qui figlioletti di baignere, allora dopo a Mavigliolare potremmo trovare di tanto in tanto, per esempio che troviamo in Ricenzo. On va prendre une autre famille perché la conosco. Alors qui poeti scelti più anziani, più giovanotti, ici abbiamo 1723, donc si chiama Vasilio, e qui troviamo il Ricenzo del 1653, da 30 anni, bon, abbiamo messo un numero di foto per trovare più facilmente. Ma per chi non troviamo mica Osobab, per chi in uso matrimonio, un nemico non c'è mica. Donc qui è difficile da trovare, cioè trovare un atto di notaio che può aiutare e dare un nome di sussidio. E dopo possiamo fare lo stesso, troviamo tutta la famiglia, tutti i discendenti, nelle 4 generazioni, in cui e dopo troviamo i discendenti, e possiamo andare per 4 a 10. E qui troviamo tutte le famiglie che sono apparentate di Siciliano o in Ajaccio. Bon, già ripassato, basta già ripassato un po' nanta. Après, bon, in Ajaccio possiamo trovare altre celebrità, possiamo prendere Piglia Carbone Antonio. Figliuola di discendenza di Carbone Antonio, troviamo Paul Venture, un bandito di tutte le maniere, quindi tutte le famiglie, più con le cudette, se ne date che abbiamo, trovare un tipo bene, un tipo che è andato in prigione, ha fatto qualche cunaria, dipende di famiglie, ma quasi tutte. Allora, per trovare la sua storia ci vuole una metoda, perché la gente che sono persi sono la gente con una nemica metoda, cioè andare piano, cioè cercare cioè mica parte dappertutto, cioè mica cominciare un colpo in aria, andare dopo in Bastille, dopo in Follet, dopo in Marseille, cioè andare sono metodico. Dopo un tempo ci vuole, più un po' di tempo. E oggi avere un buon programma informatico aiuta tutto il mondo, perché io ti direi quando hai bisogno di trovare tutti i francesi, i figli di Marc, nati in asilo, o tutti i coppie che hanno come amore, usa il nome Francesco e il marito usa il nome Antonio, mi sorto in più di 2 secondi e tagliare la lista di tutti i matrimoni in corso. Après, tu as été la Soch. Alors, la Soch, plus de 1000 adhérents, 1850, un travail important. Due paesi che hanno da qui a 2 anni, penso 2 libri, il primo metodo
e o secondo sarà Campiglia. Dopo abbiamo fatto abbiamo partecipato al libro non da Pietro e abbiamo uscito certo diciamo un piccolo généalette corse. Voilà. Alors, mais n'oubliez jamais que, comme ce que dit Robert Colonnadis, c'est qu'un peu de généalogie rend snob, mais beaucoup de généalogie rend modeste. Parce que comincia la famiglia Bonaparte, dopo vi giurate un po', cercate un po', se la parentata la famiglia Bonaparte, andate dall'altro campo. Nel Medioevo ci iniziamo, si sottombe, sortendo dal bar, e non aveva mai saputo qual è il primo che ha sortito col tedere. Abbiamo trovato due morti, e sono stati così. Dopo troviamo un tipo, tombato a sua moglie accidentalmente da un colpo di fucile. Un accident arrive toujours. Bon, après, il paye son beau-frère pour compenser la peine que celui-ci a eue de la mort de sa sœur. Bon, 15 jours après qu'il ait payé le beau-frère, il se remarie avec une fille qui avait 30 ans de moins. On n'a pas envoyé Colombo, mais bon, on n'avait pas besoin de se demander si le coup de fusil était accidentel. Hein. Voilà. Et puis les Chinois ils disent que d'oublier ses ancêtres, c'était un ruisseau sans source ou un arbre sans racines. Ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que si on fait de la généalogie, il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on fasse juste comme ça. C'est pour rendre mémoire aux anciens, mais c'est aussi pour transmettre aux plus jeunes. Parce que c'est vrai que la mémoire de notre histoire, elle se perd, et le but, c'est quand même de laisser trace de nos travaux. Merci de votre attention.